Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. Siete al corrente dell'esistenza di numerose e suggestive cascate che si trovano proprio in Sardegna? Giochi d'acqua meravigliosi, sorgenti e torrenti che si tuffano fra le rocce regalando affascinanti colpi d'occhio e colori da favola. Sarà proprio questo il tema della puntata di oggi. Baumela è un'oasi nascosta tra i boschi d'Ogliastra, un piccolo paradiso ai piedi del Gennargentu, una foresta di antiche e maestose querce, dove tutto tace, dove regna il silenzio o la voce del solo vento che soffia fra gli alberi. Ci troviamo nel territorio di Villagrande Strisaili, lungo la vecchia statale 389 che collega Lanusei a Nuoro, a circa 10 km da Villanova Strisaili, vicino alla vecchia diga Enel costruita intorno agli anni 40 proprio in questo luogo per la grande abbondanza d'acqua. Dopo aver attraversato i sentieri impervi, ci si ritrova ad ammirare dall'alto due cascate. Quella superiore, che scende nella piscina più grande, e quella inferiore che si suddivide a sua volta in piccole piscine facilmente accessibili. Baumela è un'opera d'arte che ci regala la natura, in questo luogo poco conosciuto ma infinitamente magico. La cascata de Sastidiosa è un angolo di paradiso lungo il corso del fiume Flumendosa, nel territorio che si trova fra Sedilo e Gadoni. Il nome significa letteralmente gocciolante, da esistidius, l'effetto delle gocce d'acqua che cadono, e la cascata è formata proprio da una vera pioggerellina fitta che cade da una sorgente carsica sovrastante. L'acqua riempie un lago d'acqua verde smeraldo, fantastico, ai margini della sponda destra del fiume, dove è possibile anche fare il bagno. La parete gocciolante è un luogo incontaminato e selvaggio che si trova a 300 metri di altitudine e immerso nella stretta valle del Flumendosa, ricoperta da boschi di leci. Il percorso è leggermente faticoso, specie in risalita, ma ne vale davvero la pena. Alla fine della discesa ti appare davanti Sastidiosa in tutta la sua bellezza. Siamo il regno ininterrotto del lentischio, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi e noi siamo orgogliosi di vivere in questa terra ricca di fascino e suggestioni che ci piace sempre raccontare. Chiama la Sardegna viaggia con noi. Chi la ama davvero viaggia con Sardegna Live. Vi aspetto per la prossima puntata.